O vaccina, il vaccino. Sul virus ho già scritto una poesia. Mo volesse parlare un poco del vaccino. Lo farò con un pizzico di ironia, sperando di non sembrare un po' cretino. Allora, o vaccina è che la cosa artificiale che tiene sotto controllo ogni malattia. Ricina che fa bene e che non fa male e che non è fatta per controllare la vita mia. Ma io, sia già parla sinceramente, non mi fido assai della razza umana, soprattutto di tutta quella gente che tiene pure un po' la faccia strana. Dicono che vogliono vaccinare la popolazione perché ci vanno bene assai, ma io penso che sta vaccinazione porterà sicuramente tanti guai. Nelle notizie del telegiornale dicono che non sarà obbligatoria, però se non la fai non puoi vivere normale, quindi questa è solo una diceria illusoria. La domanda che mi nasce a sto momento è sapere come sarà il certificato. Sto pensiero mi martella rinda la mente perché non voglio essere marchiata. Se sarà un certificato digitale, sarà sicuramente o microchip. Sta cosa a me mi fa pensare male e ogni tanto quei pensieri mi ci ingrippa. Io credo che sta vaccinazione serve solo per controllare la vita mia. L'unica vera motivazione è per fare i soldi a ogni farmacia. I virus saranno pure cose serie, però secondo me mo stanno esagerando. Ste notizie, chi ne fesseria, ormai a tutto il mondo stanno inguaiando. Non voglio fare i numeri potenti che stanno architettando che sto male. Sta gente fa parte che la maniche perdenti che tratta il prossimo come fosse un animale. Comunque, per arrivare alla conclusione, io come al solito confido nel Signore. Ogni momento e in qualsiasi situazione resto aggrappato a Lui con tutto il cuore. Come ho già detto nella poesia del virus, fidammici dei piani del Signore. A noi credenti sicuramente ci pensisse. Perciò confidiamo in Lui con tutto il cuore.